Da una parte la lentezza della burocrazia degli uffici della regione siciliana e dalla classe politica, dall'altra la decisione dell'Unione Europea di considerare come aiuti di Stato e dunque in violazione della libera concorrenza i fondi statali e regionali che vanno ad aggiungersi a quelli europei. Insomma, il risultato è che la Sicilia rischia di non ricevere un solo euro dall'Europa e di avere bloccati i cofinanziamenti per la realizzazione di grandi infrastrutture essenziali per la crescita dell'isola. Opere pubbliche sul fronte della viabilità e delle risorse idriche. Un grido d'allarme lanciato dall'eurodeputato Salvatore Iacolino, che a Bruxelles ha incontrato i funzionari della Direzione Generale degli Affari Regionali della Commissione Europea per scongiurare il blocco. Positivo l'incontro con i funzionari dello staff del commissario Hahn per le politiche regionali, passi avanti concreti sulla Aragona-Gela, la dissalata che dovrebbe garantire ulteriori erogazioni in termini di acqua anche rispetto al comparto agricolo, così come utile e stimolante l'incontro per quanto riguarda l'importante arteria di collegamento, la Agrigento-Caltanissetta, per la quale saranno stanziati 321 milioni di euro, e ancora il porto di Augusta e l'interporto di Termini Imerese. Lì la Regione deve assumere un provvedimento cosiddetto di notifica, perché su questa procedura vi è l'esigenza di verificare se la stessa maschieri un aiuto di Stato. Abbiamo già preso contatti con la Commissione per incontrare il commissario Almunia sulla concorrenza e trovare una soluzione ragionevole che garantisca sviluppo e competitività e finalmente risolva un problema risalente nel tempo rispetto al quale il governo regionale in carica fin qui è stato assolutamente indeciso, con un'opera frammentaria che non ha potuto garantire quello sviluppo che invece avrebbe dovuto assicurare con un'opera volitiva attenta e soprattutto concreta.